Il tema dell'autonomia, attorno a cui Zaia ha costruito tutta la sua, diciamo, carriera politica, anche questa volta, sembra l'ennesima non risposta. Usa il carico da 90 il PD di Vanessa Camani nel presentare la manovra emendativa alla legge regionale di bilancio, ma è come quest'anno, dicono i Dem, la maggioranza è in difficoltà e non è solo l'autonomia, ci sarebbero altre due scommesse non andate a buon fine. Mi riferisco alla Pedemontana, ancora non pienamente realizzata sul piano tecnico, ma anche che dal 2024 inizierà a pesare fortemente sul bilancio regionale, e l'altra la scommessa delle Olimpiadi. Da qui la contromanovra da 94 milioni di euro, definita in 5 punti: ambiente, giovani, sociale, sanità e legalità. Il grande assente di questa manovra è la lotta ai cambiamenti climatici. Contrasto alla siccità con un piano laghetti e un programma per le piantumazioni tra le misure, e poi ci sono le nuove generazioni da trattenere con borse di studio e sostegno agli affitti. Noi chiediamo 4 milioni per il sostegno all'affitto dei giovani, perché altrimenti questi dopo prendono e scappano via se non riescono ad esprimersi. Connessa l'altra priorità, quella del sociale, con 4 milioni per le rette negli asili, speculare la situazione nelle RSA. Sul fronte sanitario invece la proposta è quella di un tavolo per le liste d'attesa, risorse ad hoc per dipendenze e salute mentale, e ancora la gratuità dei test prenatali e l'altro aspetto importante è il test per quanto riguarda lo screening mammografico e quindi diminuire l'età per intervenire. Infine la legalità in un territorio dove parlare di mafie non è più un tabù, e così si chiedono maggiori controlli nello smaltimento rifiuti e per la lotta al caporalato, cartina di tornasole anche la sicurezza sul lavoro. Pensiamo all'adeguamento del personale Spisal, qui proponiamo un investimento di 3 milioni di euro. E anche qui siamo nel podio per quanto riguarda gli incidenti mortali. Noi siamo molto preoccupati perché vediamo che lo schema di bilancio che la giunta regionale ci sottopone è sempre sostanzialmente uguale a se stesso.